Bruciata nella nottata di ieri la barca esposta a Favara presso il convento di San Francesco, denominata Il Pescador, ubicata presso la collina. È diventato un simbolo di pace che Fra Giuseppe Maggiore, guardiano del convento dei frati minori di Favara, aveva fortemente voluto, come fece a suo tempo il Papa Francesco ad Assisi. La barca posta nella collina era diventato un simbolo di incuria e di abbandono, poiché alla partenza di Fra Giuseppe nessuno si era curato più dell'imbarcazione e della sua pulizia, e giorno dopo giorno era diventata sempre più un bene degradato. Quindi qualcuno ha pensato di risolvere fattivamente il problema. Diverse le reazioni, tra queste quella del Circolo Arci di Favara, che afferma come un altro colpo alla crescita culturale e sociale del nostro paese la barca e il pescador, simbolo di accoglienza e pace fortemente voluto dai frati minori del convento di Sant'Antonio, è stato dato vigliaccamente alle fiamme. Inoltre crediamo che i messaggi veicolati da alcuni leader politici di destra contribuiscono in maniera decisiva all'incitamento alla violenza e all'odio, all'intolleranza nei confronti dei migranti. Non bisogna cedere a questi gesti inconsulti per l'Arci di Favara, occorre ricostruire proprio in questo spazio, tutti insieme, amministrazione, politiche, associazioni, qualcosa che richiami questi valori, riscrivendo «Ero forestiero e voi mi avete accolto». Anche il deputato regionale di Favara di 5 Stelle, Giovanni Di Caro, afferma che quando si esasperano i toni sul fenomeno dei migranti, parlando impropriamente di invasione di quelli che vengono a invertarci perché portatori del Covid-19, si trova sempre l'invasato di turno che commette azioni deprecabili e meschine come quelle successe stanotte a Favara. Per l'onorevole Di Caro di 5 Stelle, che ha commesso il reato di incendio doloso su un'imbarcazione così carica di simboli, non rappresenta nessuno, ma solo l'ignoranza, la meschinità, la vigliaccheria di una sparuta minoranza. Per concludere, l'affermazione del sindaco di Favara, Anna Alba, che ha preso la triste notizia del gesto vile che ha colpito la nostra comunità intorno alle 3 di stanotte nel piazzale Belvedere di San Francesco, auspico che sia solamente un mero atto vandalico e non un gesto razzista.